dopo il primo sequestro dei beni degli ex vertici, oggi nuova udienza in aula alle parti civili e fuori dal tribunale esplode la rabbia dei risparmiatori truffati. Accampato da un mese in auto davanti alla sede storica di Veneto Banca Montebelluna, sgomberato dopo ore di trattativa l'invalido romeno che vuole la restituzione dei 120.000 euro persi nel crack dell'istituto. Rapina alla farmacia di Campagnalta, frazione di San Martino di Lupari, 3 banditi, armi in pugno, si sono fatti consegnare l'incasso, circa 2.000 euro, dalle farmaciste. A 2 anni e mezzo dal tornado in Riviera del Brenta, la fiorista di Mira, simbolo dei commercianti che nonostante le traviestazioni non hanno mollato, è ancora in attesa del risarcimento. Assalto al bancomat con l'esplosivo ad Altavilla Vicentina, i malviventi arraffano 10.000 euro. Per l'arrivo dei carabinieri non riescono a prendere l'ingente somma contenuta nella cassa. Inneggiavano la jihad e per questo sono stati espulsi. Nostro viaggio all'Arcella, il quartiere padovano dove in un bed and breakfast si nascondevano uno dei 2 islamici radicalizzati. 19 miliardi all'anno è la spesa degli italiani per attività illegali, droga, prostituzione e contrabbando di sigarette. L'indagine della CGIA di Mestre, in Veneto la situazione più preoccupante a Treviso, Vicenza e Verona. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In apertura la vicenda delle popolari venete, perché oggi nuova udienza per il crack di BPV. A Vicenza è stata la giornata delle parti civili, questo in aula, dentro gli avvocati, fuori invece la rabbia dei risparmiatori. Giustizia! 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 Ladri! Ladri! Dentro gli avvocati, fuori i risparmiatori. La voce di chi questa mattina per difendere il suo assistito, imputato nel processo del crack della Banca Popolare di Vicenza, ha cercato di smontare decine di costituzione di parte civile adducendo svariate motivazioni e l'urlo straziante invece di chi è rimasto fuori in tutti i sensi. Io ho perso 40 anni di lavoro e lavoravo in Banca Popolare di Vicenza. Hanno fatto i sequestri per le spese del tribunale, questo lo vedo una cosa non giusta, insomma, perché dovevano farli prima i sequestri, non solo adesso. Quelle che meritano di essere messe in galera sono fuori e gli onesti sono come noi, qua che aspettano e sono stanchi di aspettare. Quanto ha perso lei? Beh, potevo acquistare un SUV di quei tipo Porsche. I risparmiatori che hanno contestato il sequestro conservativo operato ieri dalla Guardia di Finanza ai beni degli imputati. Nello specifico nel sequestro sono finiti alcuni terreni di proprietà dell'ex presidente Zonin, oltre ad un vigneto, un piccolo bosco e partecipazioni, sigilli a 3 abitazioni di proprietà dell'ex direttore Sorato, titoli di Stato a Pellegrini che la procura aveva intercettato mentre stavano per essere trasformati in lingotti d'oro, sequestri che però di fatto andranno a tutelare lo Stato per le spese processuali e non loro, i risparmiatori. E per noi non ci sarà nulla, vogliamo dei capi di imputazione seri, pesanti, che ci sia giustizia e che ci sia restituzione della somma che ci è stata derubata. Gli avvocati dei risparmiatori, a decine oggi in aula, si dicono pronti ad una contromisura che potrebbe in parte sbloccare i beni sequestrati attraverso la revoca degli atti, una procedura lunga e costosa ma che potrebbe rimettere in gioco quei beni anche a favore di chi ha investito i risparmi di una vita sulla Banca Popolare. E in tribunale a Vicenza avvocati da tutto il Veneto con l'intenzione di citare in giudizio oltre la Banca Popolare anche le intermediarie e la stessa Banca Intesa. I difensori degli imputati invece hanno negato di aver ricevuto alcuna notifica sui sequestri di ieri, insomma dicono non ne sapevamo nulla. Più di 300 pratiche depositate oggi, ognuna poteva contenere fino a 50 costituzioni di parte civile. Nuova udienza in aula C del Tribunale, cui seguirà quella del 27 gennaio fino al 3 di febbraio, quando dovrà essere fissata la data del dibattimento. Eccezioni sollevate per il Comune di Schio, per la Camera di Commercio di Padova e tutti gli altri enti pubblici che hanno chiesto di costituirsi parte civile, oltre che per gli obbligazionisti che hanno sottoscritto obbligazioni prima dell'estate 2015, perché, secondo gli avvocati,
avvocati la notizia di reato era precedente. Fuori dall'aula gli avvocati degli imputati negano di aver mai ricevuto alcuna notifica relativa al sequestro dei beni, ergo non sapevamo nulla, dicono, ma intanto sotto accusa finiscono anche Banca Intesa e le altre banche del gruppo che gli avvocati dei movimenti dei consumatori intendono ora citare in giudizio come responsabili civili. Ci devemo anche altre banche facenti parte del gruppo bancario, quali ad esempio Banca Nuova, che ad oggi non riveste alcuna posizione processuale. Se pensiamo che Banca Intesa sia collata diversi miliardi di debiti nei confronti del sistema bancario, si è accollata tutti gli obbligazionisti senior e anche tanti altri debiti, non è corretto costituzionalmente che abbia escluso alcuni creditori rispetto ad altri. E mentre ieri sera si è tenuta una nuova assemblea dei risparmiatori al Teatro San Marco con le ultime notizie sul fondo governativo per i risparmiatori azzerati, gli avvocati pensano dunque ad un'azione revocatoria per far tornare disponibili beni e soldi messi sotto sequestro. E a proposito di risparmiatori che hanno perso tutto nel crack delle popolari venete, c'è la vicenda di quel cittadino romeno, lo ricorderete, che da Natale si era accampato fuori dalla sede di Veneto Banca a Montebelluna, ha vissuto all'interno della sua auto, questo per ottenere il rimborso dei titoli investiti. Questa mattina il tentativo di rimozione dell'auto da parte dei carabinieri che si è concluso con il manifestante che si è convinto a spostare da solo il veicolo. Alla fine l'ha spostata lui, la sua auto, simbolo della protesta di un risparmiatore truffato da Veneto Banca. Marin Haralambie, per tutti il rumeno contestatore, ha accettato di lasciare l'androne del palazzo di Piazza dell'Armi che da Natale ha occupato con la sua auto per continuare la sua contestazione poco più in là, nel parcheggio tra banca e il municipio. È il finale di una mattinata iniziata alle 6 con l'arrivo di un carro attrezzi e il tentativo dei carabinieri di rimuovere il veicolo. Marini a quel punto è salito in macchina e da quel momento non è più sceso, vanificando l'azione intimata dalla procura di Treviso. Un blitz sfumato anche dall'arrivo degli attivisti dell'associazione Don Torta, che da 4 settimane supportano la permanenza in piazza del rumeno disabile a causa di un incidente sul lavoro e che rivuole i soldi del risarcimento investiti in azioni Veneto Banca. Noi siamo qua per dargli la nostra vicinanza, però non possiamo oltrepassare la linea che hanno delimitato le forze dell'ordine, siamo qua appunto per assistere a quello che può succedere che non sappiamo. Per tutta la mattinata c'è stata la mediazione delle forze dell'ordine per una situazione commentata così da cittadini e passanti. Ma secondo lei va sgomberato o no? Difficilmente perché tutti i cavilli della legge italiana non permettono facilmente di poter... Ma è giusta o sbagliata questa protesta secondo lei? La protesta è giusta, è il modus che forse... Secondo voi è giusto sgomberarlo? Assolutamente no. Perché? Perché sta combattendo per la sua vita e anche indirettamente per noi altri che siamo stati truffati dalla Veneto Banca della Vicentina. Sarebbe un po' ora se no. È giusto tirarlo via. Perché? Perché sì. Ma non è giusto, cioè lui sta protestando per i soldi che gli hanno portato via. Però va bene anche tirarlo via ormai, perché è tanto che è qua. Insomma. Sarebbe giusto sgomberarlo se con la stessa rapidità avessero sgomberato chi ha provocato tutto questo. A portare la sua solidarietà a Marina anche il sindaco di Cornuda. In Veneto ci sono 230.000 truffati dalle banche popolari e abbiamo bisogno di una persona rumena che venga a accendere i riflettori su questo importante tema. I veneti dovrebbero svegliarsi. Marinda oggi continuerà la sua protesta, ma dal parcheggio posteriore della piazza. Tornerà a casa? È chiuso il discorso Lei rimane qua insomma. E fino a quando? Fino a quando mi danno i soldi e ritiro le denunce, il comune, anche la banca, anche il comune, e mi danno soldi con interessi aggiornati. Voltiamo pagina, diverse centinaia di persone hanno partecipato oggi a Sarego, nel Vicentino, ad una manifestazione pacifica organizzata dal gruppo Mamme No Fas di Sarego, con la collaborazione e il sostegno di tutti i gruppi delle zone contaminate. Il corteo, composto soprattutto da famiglie e anche con bambini piccoli, è partito da Piazza Municipio e si è snodato lungo le vie del paese. Un serpentone colorato con cartelli, palloncini e manifesti, una parte dei quali evidenziavano che il problema della contaminazione da FAS non è risolto con i filtri e che la situazione rimane critica.
I valori di FAS nel sangue di alcuni dei nostri ragazzi, hanno spiegato le mamme del comitato di Sarego, sono elevatissimi. Confrontando tra noi i dati abbiamo appreso che nel nostro comune i valori superano i parametri massimi stabiliti anche fino a 75 volte e alcuni di questi ragazzi soffrono di patologie correlate a questi interferenti endocrini. Scusate, non è giusto, si è lamentata ancora una dei genitori, che molte di noi, consapevoli della gravità della situazione, continuino ad acquistare acqua minerale in bottiglia utilizzata non solo per bere ma anche per cucinare. La cronaca, momenti di tensione questa mattina nel Padovano, in una farmacia di San Martino di Lupari, rapinata da 3 malviventi. Sono entrati in 3, tutti col volto coperto, poco prima della chiusura della farmacia comunale di Campagnalta, una frazione di San Martino di Lupari. Uno di loro ha puntato una pistola contro le 2 farmaciste che in quel momento stavano servendo un cliente. Il terzetto si è dileguato poi con un bottino di circa 2.000 euro. La rapina messa a segno alla farmacia, che si trova lungo la Postumi, arriva dopo un paio di colpi ai danni di supermercati avvenuti nelle ultime settimane in Alta Padovana. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Vicenza sono intervenuti questa mattina intorno alle 4:30 dopo la chiamata di alcuni residenti al 112. L'intervento è stato in via Rossini ad Altavilla Vicentina, appunto perché qualche minuto prima una banda aveva fatto esplodere un bancomat di Unicredit scappando con circa 10.000 euro. Il sopraggiungere delle pattuglie ha impedito ai ladri di portar via l'ingente somma di denaro presente all'interno del bancomat. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri anche attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente in zona per identificare i responsabili. Brutto infortunio questa mattina intorno alle 13 per un 69enne di Ponte nelle Alpi colpito alla schiena da un tronco. Lanciato l'allarme, sul posto è intervenuto l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. Visitato dal personale medico dell'eliambulanza, il boscaiolo è stato imbarellato e recuperato con un verricello di 25 metri per essere trasportato all'ospedale di Treviso. Per lui si sospetta un trauma alla colonna vertebrale. A distanza di 2 anni e mezzo c'è ancora chi non ha visto il risarcimento economico dopo il passaggio del tornado lungo la riviera che ha distrutto attività e abitazioni. Andiamo avanti con il telegiornale, tra poco vi mostreremo questo servizio relativo appunto a questa mancanza di risarcimento e parliamo del nostro viaggio all'Arcella, quartiere di Padova, dove in un bed and breakfast si nascondeva uno degli islamici radicalizzati ed espulsi dall'Italia. Vedo e sento le persone che non ne possono più, hanno paura. Aveva trovato una stanza e viveva in un bed and breakfast qui all'Arcella, uno dei 2 islamici espulsi dall'Italia perché inneggiavano alla jihad. Un cono d'ombra difficile da illuminare, a cui però le forze dell'ordine sono arrivate grazie a un controllo a tappeto congiunto per rilevare le varie irregolarità in queste piccole strutture che danno ospitalità. La titolare cinese della struttura in cui si nascondeva il 43enne algerino, un passato con precedenti per spaccio di droga, non aveva mai trasmesso i documenti dell'ospite alla questura. Nel quartiere dell'Arcella i residenti dopo quest'ultimo episodio raccontano una situazione difficile. Vero, è diventata una società molto, specialmente l'Arcella, è un contesto, la stazione, non lo so, degli edifici vecchi, oppure non so perché si diffusano tanti qua. Non è solamente il fatto in sé, è una situazione un po' complessiva, ecco, di un quartiere in degrado. Insomma, un po' di timore certamente, sì. Ma neanche a Padova si sta sicuri? No, non mi sembra che ci sia questa sicurezza, insomma, come comunque in altre città d'Italia. Ma la situazione che più deve essere monitorata è quella delle carceri. I sindacati di polizia penitenziaria denunciano come il fenomeno della radicalizzazione in cella sia sempre più frequente. Ormai per noi questo fenomeno ha una sua dimensione quotidiana, non è che non ci meravigliamo, insomma, di queste cose. Gli agenti penitenziari dicono devono essere dotati di strumenti e formazione adatti a fronteggiare la composizione dei detenuti che per la maggior parte arrivano dai paesi islamici. Su 600 detenuti, il 60% di questi sono appartenenti, cioè hanno origine geografiche provenienti dal Nord Africa, per cui è un fenomeno presente quotidianamente.
Restiamo a Padova con la cronaca per tornare a parlare delle bustarelle all'ospedale. Ci sono novità dalle indagini interne disposte dai dirigenti sanitari padovani. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Luciano Flor, ha revocato la sospensione dal servizio alla dottoressa Alessandra Andrisani, mentre ha confermato l'esonero dalla professione al dottor Pietro Litta. Secondo la prima indagine condotta dall'azienda, la Andrisani non avrebbe danneggiato economicamente la stessa, dato che la sua richiesta di essere pagata in nero era avvenuta durante il periodo di attività di libera professione in un centro privato. A proposito di centri privati, l'azienda sta indagando la correttezza di altri 3 suoi medici che esercitano la professione a part-time anche in una struttura privata convenzionata con la stessa azienda ospedaliera di Padova. Ed ora la vicenda di quei commercianti della Riviera del Brenta che non hanno visto ancora i soldi del risarcimento dopo il passaggio del terribile tornado di 2 anni e mezzo fa. Sarà impossibile dimenticare quell'8 luglio 2015 quando il tornado colpì con violenza la Riviera del Brenta. Attimi eterni che hanno creato profonde ferite e che a distanza di pochi anni bruciano ancora, soprattutto per chi è stato colpito anche nella propria attività, come Katia, che in pochi secondi ha visto volare via i sacrifici di una vita, la fioreria di famiglia a Mira, e che ad oggi aspetta ancora un aiuto. Noi come soldi ricevuti fino adesso abbiamo ricevuto 4.200 euro, poco più dal comune e basta, non abbiamo ricevuto niente altro. Ci avevano promesso altri 15.500 euro che però stanno avendo difficoltà a darceli perché noi non abbiamo fatture di ricostruzione per tutto l'intero ammontare del nostro danno, che è di 1,5 milioni di euro. Come è successo per molte delle persone che hanno subito danni, a creare maggiori difficoltà ancora una volta la burocrazia. Il Comune vuole tutte le fatture di ricostruzione per l'ammontare del danno che io ho avuto e tutte pagate. Io comunque non sono riuscita a riparare tutto il mio danno perché ho riparato lo stabile, ho ricominciato a prendere un po' di materiale che ho perso, ma ricostituire tutti i 40.000 metri di vivaio che sono stati distrutti io non ho la possibilità. Sembra proprio una presa in giro. Poi la regione per noi, per le aziende, è stata completamente assente. C'è lo Stato che ci ha promesso comunque l'80% dell'importo delle fatture che noi riusciamo a portare, sempre pagate, però alla fine per il momento non abbiamo ancora visto una lira. La vita però va avanti e ogni giorno è sempre più difficile nonostante il vivaio sia stato rimesso in piedi. E ci siamo fatti un mutuo nuovo, abbiamo 1.300 euro al mese da pagare per 20 anni e stiamo facendo anche tanta fatica a pagare la rata mensile sinceramente. E facciamo fatica ad andare avanti. Con questo lavoro dobbiamo pagare le bollette, dobbiamo pagarci da mangiare. Katia lancia un appello, l'ennesimo. Quantomeno che le istituzioni si facciano avanti, si facciano sentire, ci diano una mano, alla fine insomma credo che ne abbiamo il diritto anche noi. Per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto, andiamo a Venezia dove si stanno studiando dei percorsi differenziati per turisti a seconda della nazionalità per variare le destinazioni ed evitare il congestionamento delle calli. In partenza il progetto pilota dedicato ai cittadini cinesi. Per evitare la congestione chiaramente in città stiamo studiando di concerto con il polo universitario, con Ca' Foscari e i musei civici degli itinerari dove escino la visione, cioè degli itinerari che siano mirati a conoscere la provenienza geografica e culturale di chi ci viene a visitare, cominceremo dai cinesi, per fare in modo che vadano a vedere ciò che li ricorda la loro cultura nella nostra città.
La soluzione dovrebbe consentire di diluire le presenze nelle zone tradizionalmente più congestionate della città, dirottando parte dei visitatori verso destinazioni che non siano le stesse per tutti. Il progetto pilota, allo studio con gli esperti di Ca' Foscari, sarà rivolto ai cinesi, attualmente la quinta nazionalità per presenze turistiche a Venezia, ma con un trend di crescita vertiginoso. La loro destinazione preferita in Europa è la Francia, ma nell'ultimo anno le preoccupazioni per la sicurezza e il timore di attentati hanno contribuito a spostare i flussi verso l'Italia, visitata nel 2017 da 1,4 milioni di cinesi. La maggior parte di loro ha passato almeno una giornata a Venezia. Lo studio di un'offerta differenziata partirà dalle loro richieste più frequenti. Ad esempio loro cercano la casa di Marco Polo, cosa che gli altri turisti non fanno. Poi lavoreremo molto sul concetto della via della seta, quindi la seta, quindi i musei ad esempio possono essere coinvolti, il Corer con il mappamondo di Fra Mauro, l'Archivio di Stato con il testamento e la Biblioteca Marciana con il testamento di Marco Polo e della figlia Fantina, e possiamo anche ragionare tranquillamente sul Museo Mocenigo, quindi tutto quello che per loro è un ritrovare a Venezia la loro cultura. E sul problema del congestionamento di turisti in centro storico a Venezia è intervenuto anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Io resto sempre convinto che l'area marciana e comunque Venezia sia un museo a cielo aperto, come tutti i musei deve essere trattata con molta cura, cercando di far capire da un lato ai turisti che la visita di Venezia non è una visita normale di una comune città, dall'altro cercando anche di identificare i numeri sostenibili per questa città. Resto però convinto del fatto che non deve essere ghettizzante questo discorso, non si pensi di fissare un numero chiuso per premiare solo i ricchi, tutti devono poter visitare la città. Entrerà in funzione il 1° febbraio l'annunciata sperimentazione dei contapersone in piazza San Marco, in contemporanea con l'avvio delle celebrazioni del Carnevale. Un limite è necessario, riconosce anche il presidente veneto Luca Zaia. Riflettori puntati soprattutto sulla sicurezza, la stretta normativa di quest'anno imporrà un numero di spettatori limitato agli eventi principali nella piazza. La grande preoccupazione resta sempre quella degli squilibrati e del terrorismo. Penso che Venezia ha un vantaggio, pochi varchi di ingresso, ovvero Piazzale Roma, la stazione, aveva un varco acqueo volendolo valutare, e proprio su questo fronte spero, e so che l'anno scorso si è fatto un bel lavoro, che i controlli siano serrati. 19 miliardi all'anno è la spesa che gli italiani sostengono per attività illecite, lo rende noto uno studio della CGIA di Mestre. Una fotografia tutt'altro che incoraggiante, quella scattata dalla CGIA di Mestre, che ha quantificato la spesa che sostengono gli italiani per le attività illegali e che ammonta a 19 miliardi di euro all'anno. Nel dettaglio circa 14 quelli per l'uso di sostanze stupefacenti, 4 miliardi per la prostituzione e 600 milioni per il contrabbando di sigarette. Un'economia questa che a differenza di quelle legali non conosce crisi. L'ultimo dato disponibile infatti segnala che il valore aggiunto di queste attività fuori legge è aumentato negli ultimi 4 anni di oltre 4 punti percentuali. Dal settembre 2014 il valore aggiunto prodotto dalle attività illecite è stato addirittura inserito nel calcolo del PIL in molti paesi europei, compresa l'Italia. A conferma di questo quadro relativo alla dimensione guadagnata dall'economia generata dalle attività controllate dalle organizzazioni criminali, vi è il numero di segnalazioni pervenute in questi ultimi anni all'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia. Tra il 2009 e il 2016 le segnalazioni sono aumentate di quasi il 380%. Su base provinciale le situazioni più a rischio, con oltre 200 segnalazioni ogni 100.000 abitanti, si registrano nelle province di confine. Più in basso nella classifica, con un range tra 170 e 199 segnalazioni ogni 100.000 abitanti, le province di Treviso, Vicenza e Verona. Siamo in chiusura, vi ricordo la nostra rubrica, lo dico ad antenna, per segnalarci problemi o disservizi che non riuscite a risolvere. Le vostre segnalazioni potete farle inviando un sms o WhatsApp al 351 1755 340, scrivendo una mail a redazione @antenna3.it o ancora lasciando un messaggio alla segreteria telefonica numero 0422 02 30898. Dal Veneto è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon fine settimana a tutti, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ci attende una domenica caratterizzata dal sole, bel tempo dunque sulle nostre regioni. Andiamo meglio nel dettaglio della giornata del 21 gennaio.
Sul Veneto tempo asciutto e stabile su tutti i settori della nostra regione. Sarà infatti una bella giornata all'insegna dell'ampio soleggiamento ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Vediamo insieme anche le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori minimi tra -2 e 1 grado circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole, il cielo si presenterà sereno praticamente su tutti i settori o al massimo velato. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi oscillanti tra -1 e 2 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una bellissima giornata di sole, il cielo si presenterà in prevalenza sereno sulla nostra regione o al massimo poco nuvoloso. Deboli nevicate anche a bassa quota sui settori alpini di confine. Temperature massime tra 10 e 11 gradi, minime sotto zero tra -4 e -1 grado. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati da nord. Dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.